E ci troviamo qui a Bellissimi, una bellissima frazione di Dolcedo, in compagnia con Natalino Trincheri. Allora, vogliamo dire, la frazione è famosa innanzitutto per le sue mongolfiere, giusto? Mongolfiere di carta, e sì. c'è una festa che viene fatta tutti gli anni. La prima domenica di settembre. Ecco, la prima domenica di settembre, però oggi siamo qui perché è stato inaugurato il 13 di luglio, giusto, il Museo del Fieno, e oggi con Natalino parleremo appunto di questo museo, diciamo, di come per scoprire questa vita che c'era stata e che c'è tuttora, però per far riscoprire la vita in valle all'epoca dei nostri nonni praticamente. Certo. E questo allestimento del museo è stato fatto da te e da Pierangela Fierro. Sì, mia moglie, sì. Ecco, parliamo di questo museo che è dedicato a un prodotto molto semplice come il fieno. Eh sì, molto, molto semplice come il fieno, ma essenziale proprio perché pensate che all'inizio del 1900 a Dolcedo c'erano 600 muli, ma documentato, perché venivano i veterinari dell'esercito e facevano una sorta di controllo di tutti i muli per vedere quelli che erano sani e in caso di guerra venivano requisiti per darli alle truppe alpine, eccetera. Una specie di censimento. Una specie di censimento. Censimento della forza. Della forza militare, dei muli. Che c'era. E ci sono dei documenti appunto che all'inizio del Novecento c'erano 600 muli. 600 muli è un'enormità. Un mulo si mangia 30-40 quintali di fieno all'anno. Io l'ho avuto, l'hanno avuto i miei, poi l'ho avuto ancora io. E 30 quintali di fieno all'anno, se lo moltiplichiamo per 600, viene fuori un'enormità di fieno che era necessario. Sul dizionario geografico del Casalis del 1860 è scritto che a Dolcedo c'erano 119 frantoi da olive, 119 frantoi da olive, di cui solo una trentina erano lungo il Rio dei Boschi e il torrente Prino e quindi usavano l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, i gumbi a sangue. Bendavano un mulo e questo qui girava, ma dopo che si era rotto i coglioni tutto il giorno a girare lì intorno non è che potevi anche fargli trasportare le cose, eccetera. Quindi non c'erano le strade interpoderali come ci sono adesso, quindi il trasporto dalla campagna alla casa e dalla casa al frantoio, tutto a basto. Hai detto una cosa interessante, 600 muli, quindi praticamente una popolazione incredibile, numerosissima di muli, che il mulo era l'elemento di trasporto, appunto, Certo. sia per dalla campagna arrivare alla casa e soprattutto poi, una volta che fatto l'olio, che era la materia prima più importante che veniva anche destinata all'esportazione, carovane di muli che andavano a Oneglia, al porto, o addirittura Certo. passavano le Alpi e andavano in Piemonte, quindi ai ricchi mercati di padani. E la cosa interessante è che appunto la fonte di approvvigionamento di questo fieno era il faudo. Ah sì, Era il sì. faudo, che quindi è qui dietro. E la cosa incredibile è che al faudo, una volta, parliamo appunto di centinaia di anni fa, non c'era ancora la proprietà frammentata come c'è adesso, ma era talmente importante questo fieno che appunto si tagliava in cima al faudo, che era la benzina di tutti questi centinaia di muli, era così importante e strategico che ogni comunità aveva il suo pezzo di faudo, aveva il suo. Infatti ancora adesso, se noi guardiamo i territori comunali, la cima del faudo sembra una torta, perché c'è Montalto, poi Badalucco, poi Taggia, poi Pietrabruna, Dolcedo e Prelà con Villattalla. E la cosa appunto incredibile è che anche paesi, comunità che sono un po' più decentrate rispetto al faudo come Civezza anche aveva un prato sul faudo, certo. La comunità di Civezza aveva un prato e questo prato era talmente importante, talmente strategico per Civezza, che addirittura per proteggere, perché nessuno poi se ne impossessasse, l'avevano dedicato
a San San Marco. Marco. Quindi o Prau de San Prau Marco, de San Marco, il sì, prato di San Marco, che è quasi vicino alla sommità, che sì, sì, poi sì. Natalino magari Ma un anche giorno nel ci bosco accompagnerà. comunale c'è una proprietà che era del comune di Civezza, un Prau da Preustura de Sivessa, e ancora adesso sopra la strada che va nel bosco comunale. E quindi già la toponomastica ci viene incontro a dirci che era anche Torazza aveva dei possedimenti, perché era vitale Dei proprio. beni indivisi di tutta la comunità, quindi un qualcosa di molto importante che Certo. guai a chi lo toccava. Ecco, E poi difatti sul dizionario del Casalis che ho citato prima, che vi ho detto che appunto diceva che c'erano sul territorio di Dolcedo 119 frantoi da olive, è scritto: è delimitato a nord dal Monte Faudo ove si veggono feraci praterie. Quindi parliamo del 1860, non è che... ma sì, lo sì, scritto con enfasi, con lo scritto perché, ampolloso di quei tempi, però, dove si veggono feraci praterie. perché la prateria appunto era Erano i importante. prati, Era importante. sì, Ecco, quindi vogliamo dire, diciamo, raccontare come si svolgeva l'attività lavorativa. Partivano all'alba. sì, bisogna fare una diversificazione. Fino a che il trasporto è avvenuto a basto e con i beriui è uno strumento, poi dopo lo vediamo, è uno strumento molto essenziale, sono due legni bucati, collegati tra loro da corde, e poi si metteva il fieno lì sopra, si faceva passare due corde più lunghe e poi si stringeva, perché qual è il problema? Il fieno è un elemento che ha un peso specifico bassissimo e bisogna comprimerlo bene, perché se no non vale la pena di fare un trasporto con un 30 kg di fieno dal Faudo arrivare qui, e quindi bisognava comprimerlo per riuscire a portare almeno 40-50 kg di fieno per parte sul mulo. Fino a che il trasporto si è fatto con il mulo e con i beriui, con questi arnesi, che tra l'altro io ho trovato sul il dizionario etimologico di Girolamo Rossi, ho trovato all'inizio del Novecento, ho trovato che in uno statuto di San Romolo, che è del 1490, quindi tempo della scoperta dell'America, già si parlava di Beriolus, era scritto in latino tardo, e c'era scritto che si dava licenza a chi andava nel bosco di San Romolo di tagliare rami di erigio. Erigio è il leccio, per metterli sopra il Beriolus perché non scappassero le foglie quando facevano lo strame. Quindi nel 1490 già esisteva questo strumento, che l'ha usato mio padre, e in quegli anni lì cosa facevano? Salivano su, falciavano un pezzo e lo facevano seccare. Dopo 2 giorni salivano con il mulo, rastrellavano quel fieno lì, facevano 2 di questi beriui, li mettevano sul basto e li portavano giù. E facevano 2 viaggi al giorno, riuscivano a fare. Difatti si dice, sono andato al porto, mi sono scordato una cosa, dovevo fare 2 viaggi come in Tiprai, perché riuscivano a fare solo 2 viaggi, più di 2 viaggi non si riusciva a fare. E allora questa ve la voglio raccontare perché mio padre mi raccontava che per Santa Maria Maddalena al mattino era partito con la mula, si era alzato alle 4 di mattina, era partito con la mula, era andato al Faudo, ha fatto 2 berioi, li ha caricati, è venuto giù, li ha scaricati nel fienile, ha mangiato qualcosa, ha ripreso il mulo, è tornato su, ha fatto altri 2 berioi, li ha portati giù, si è dato una lavata, allora sai tante docce e tante cose non c'erano, si è dato una lavata, ha preso la bicicletta. Saremmo stati nel 29, in quegli anni lì, la strada che da Dolcedo viene a Bellissimi l'hanno fatta nel 1923 e quindi figura l'hanno asfaltata che mi ricordo io negli anni 60 e ha preso la bicicletta, è andato a San Lorenzo in bicicletta, conosceva una donna di Pietrabruna, una ragazza che gli piaceva, hanno ballato insieme, sono stati un po'... non è che finissero di ballare alle 5 di mattina come adesso, però. fino alle 11, mezzanotte, non lo so. Ripreso la bicicletta, tornato a casa, avrà dormito 1 ora, 2 ore, poi è suonato la sveglia, pia mura e vai al Faudo. Ecco, questo aneddoto che ha appena raccontato Natalino dà lo spunto per dire che Natalino
è un esperto, avete capito che è un esperto del territorio locale, ma è molto di più di un esperto, perché lui è l'ultimo anello di una catena lunga 10.000 anni che arriva fino adesso, speriamo che non si interrompa, che qualcun altro poi metta un ulteriore anello. Quindi questa catena ininterrotta, perché lui parla di suo padre, di suo nonno, che a loro volta appunto ascoltavano in modo religioso molto attentamente quello che diceva loro nonno e a loro volta appunto, quindi in poche generazioni arriviamo non solo al 1400, ma arriviamo anche all'anno 1000, arriviamo anche al tempo dei Romani, che quando sono arrivati qua i Romani i Liguri avevano già 8000 anni di storia, quindi questo ci teneva a dirlo perché appunto lui quando sentite parlare natalino è la storia che parla. E beh, io sono un po' come la carta assorbente per queste cose qui. Comincia un po' a mancarmi la memoria, però ho sempre avuto buona memoria e ho sempre avuto tanta passione per queste cose qui, quindi parlare con i vecchi per me era importante e riuscire proprio a carpire più notizie possibili. E ho soltanto a volte il rimpianto che certe persone che magari avrei potuto frequentare di più e avrei potuto avere più notizie, non l'ho fatto perché poi siamo presi da mille cose come al solito. Però è una cosa che a me ha sempre piaciuta, insomma, per riuscire così, a vedere chi siamo. L'abbiamo scritto lì sulla presentazione del museo, poi dopo lo leggiamo insieme. Per avere rispetto per una cosa bisogna conoscerla e per conoscerla io cerco di mettere insieme più notizie possibili per fare in modo che chi non la conosce la possa conoscere e possa anche rispettarla. Certo, quindi la partenza al mattino sia di uomini, donne, bambini. Sì, sì, e poi e negli dormivano anni... poi anche in queste... Sì, in questi... C'erano due tipologie costruttive su Alfaudo. Una è la casella, diciamo, che è assimilabile un po' al nuraghe, insomma, come tipologia costruttiva. E l'altra è Ucasun. Ucasun c'è anche qui nell'Oliveto. Qui da noi non è come in Piemonte che c'è l'istituzione della cascina e il contadino ha il terreno intorno e c'è la cascina al centro e lavora il terreno che ha l'intorno. Per questioni storiche, eccetera, di difesa, qui in Liguria il paese è sempre stato accentrato, una casa attaccata all'altra e le campagne erano staccate chiaramente, non erano come non so, in Toscana la fattoria, in Alto Adige il maso, e qui da noi non era così. E poi c'è anche una questione proprio agronomica. Mio nonno mi diceva, se venga a Gragniera, non pia mai una zona grossa, a pia strisce. Se io ho una frammentazione fondiaria, ho un pezzo lì, un pezzo là, è facile che qualche pezzo si salvi e quindi bene o male riesco a andare avanti. Quindi anche questo è da considerare. A questo punto il casone che era nella campagna, tu partivi anche qui, abbiamo una campagna giù a Dolcedo per andare a Molini di Prelà, per arrivarci di qui ci vogliono 3/4 d'ora. È impensabile che a mezzogiorno piantavi lì e venivi a mangiare a casa, perché era giocoforza che ti fermassi a mangiare lì. E quindi il casone, un minimo di riparo, una pentola per farti una pasta, quello era il casone. E di solito vicino c'era un cason da mura, che era un riparo per la mula, perché era il compagno essenziale. Bisognava portare gli arnesi, portare indietro della legna, portare su d'inverno le olive. E quindi questa del mulo era una cosa importantissima. In più avete visto, forse ve lo ricordate anche, o forse no, un tempo le campagne qui erano arate, e c'erano il bue con l'aratro, ce ne sono 3 lì dietro, poi ve li faccio vedere, e giravano la terra. Questo girare la terra, secondo me, serviva anche per interrare, se ne perdevano poche allora olive, perché le olive
di solito o si raccoglievano a mano e per quello venivano le sciasceline che arrivavano qui dal Piemonte, le ultime arrivavano dall'Appennino tosco-emiliano, eccetera. Oppure si abbacchiavano con dei grossi teli. Prima dell'avvento della plastica, quando gli han dato al nostro concittadino, gli hanno dato il Nobel per la plastica, Esatto. ma avessero saputo lo scempio, ma non è colpa sua, Sì, lo sì, scempio infatti. è di quelli, perché allora l'hanno presa come una benemerenza, perché non sapevano cosa fare degli scarti del petrolio e ne hanno fatto la plastica. Adesso non sappiamo cosa fare degli scarti della plastica, che vanno a fare delle isole nell'oceano. Ma non è colpa sua chiaramente, però di natta, però è così. Ma prima dell'avvento dei polimeri della plastica, la plastica non c'era e quindi le reti non c'erano e si abbacchiava sulle tende. Io mi ricordo che mia mamma, Pesantissime. pesantissime, se poi si bagnavano, ti dico Guai. io, guai. E poi alla fine della stagione mia mamma andava nel torrente e andavamo con la mula, caricavamo le tende sulla mula e poi lei si metteva là e le lavava. Le stesse tende, perché poi dopo c'è interscambiabilità tra le cose che si usavano per abbacchiare, ma d'estate si portavano su al faudo. Non c'era il nylon per coprire il fieno. È vero, è vero. E C'era la baracca, la gente dormiva. dormiva lì Sì, sì. e anche per riparare eventualmente. C'è dormito C'è un modo anche. c'è un modo di dire del nostro dialetto che dice ogni terragnò a repora a soramo. Che cosa vuol dire? Ogni tela di ragnatela ragno, ripara il suo acquazzone. E vuol dire che anche una cosa piccola, un minimo di riparo te lo dà. Quindi una tela, la tenda delle olive, messa su un mucchio di fieno, certo se piove tanto non è che lo ripara, Però ma un po', un minimo di protezione certo, lo sì, fa, sì, sì. quindi anche quello veniva usata per quello. Io personalmente, il mio ricordo dei prati sono due profumi, il profumo del fieno, dell'erba tagliata che comincia a seccare, che non ha più quell'odore erbaceo ma comincia a diventare odore di fieno secco, e l'odore delle tende che mia mamma aveva lavato col sapone di Marsiglia e gli rimaneva un pochino di odore delle olive che ci avevi schiacciato sopra, è vero, che è vero, rancidivano. sì, sì. E quindi sto Un po' di odore di rancido delle olive, del con sapone di Marsiglia è vero, e del è vero. fieno, per me quello era l'odore del faudo. È vero. E ancora adesso per me è quello l'odore del faudo. Bene, andiamo a vedere il museo. Andiamo a vedere un museo. Dai. Vi leggo l'ultima frase di questa presentazione del Museo della Fienagione. Oggi, a soli 30 anni dalla conclusione di quell'epopea, pare tutto molto lontano, perso in un angolo della memoria, ma la montagna è ancora lì e oggi, più di allora, chiede il nostro rispetto, rispetto che non può venire se manca la conoscenza. Ecco il motivo che ci ha spinto a dar vita a questo punto museale. E poi abbiamo raccolto, ma sono anni che io raccolgo, per esempio questi qui è difficilissimo trovare, questo qui è un pezzo di legno scavato con uno scalpello piccolo e poi in quest'incavo mettevano 1, 2, 3, 4 falci e poi le legavano con dei cinghini di cuoio in modo che non potessero tagliare, potevano caricarle anche sul mulo e se le portavano su in montagna perché quando falciavano, se prendevano una pietra e succedeva qualcosa, dovevano avere un minimo di ricambio. Questi pezzi qui è stata la cosa più difficile a trovarli. Primo perché camolano con facilità e quindi sono pezzi che... E questo che legno è? Castagno? No. Sì, questo è castagno, sì. questo è castagno, questo è quercia. Comunque li cercavano un legno un po' curvo e poi dovevano poterlo scolpire. Invece questi sono i falcetti che usavano che le donne. usavano le donne. Lì al Montefaudo, dove il prato era piano, eccetera, vedi, questa è una foto fatta all'Egeo prima di arrivare al Montefaudo e si vede che ci sono delle estensioni prative Sì. e c'è sì qualche picco di roccia che esce fuori, però il prato è predominante e quindi l'uomo con la falce fienaia riusciva a fare tanto lavoro. All'Arbozzaro, che è dal Passo di Vena di fronte verso Villatalla Tavole,
sono tutte pietre. E mio nonno, che era un falciatore, un bravo falciatore, diceva che lì c'era lui con la falce e 3 donne dietro di lui che col falcetto facevano i cavaissi, segavano col falcetto vicino alle rocce dove lui non poteva falciare Certo. con la falce. Invece Questi qui sono i portacote. La pietra, questa pietra qui è quella che si passava sopra la lama. La lama veniva battuta, poi vi faccio vedere, veniva battuta con un martello per farla diventare fine fine. E poi una volta che era fine, questo qui si portava legato alla cintola, pieno d'acqua questo contenitore, e questa qui si metteva a bagno. Di solito si metteva una manciata d'erba, perché sennò questa qui faceva rumore, andava avanti e indietro. Si metteva un pochino d'erba in modo che non ballottasse, perché durante il balletto della falciatura, se no faceva rumore. E ci si metteva un bastoncino con un pezzo di stoffa, si passava sulla lama per levare i rimasugli di erba che erano attaccati. E dopodiché, con questa qui, si passava sopra la lama, facendo attenzione di non andare a toccare di qui, perché bastava un niente. Certo. E ci si poteva anche tagliare. Ho fatto una ricerca e ho trovato che le migliori pietre per affilare venivano dal Monte Misma, che è sopra Bergamo, e che fino a prima della seconda guerra mondiale, fino al 1940, occupava 400 persone questa cava di pietre, e le spedivano in Australia, in Canada, in Argentina, dove erano emigrati degli italiani. Gli spedivano queste pietre per affilare, e ce ne sono, vedi, questo è in legno, questo è in rame, questo è in latta, poi in plastica, e poi questo è un riuso Super Faust. Ecco, sì. Anche quello abbiamo messo per far vedere. E qui, ecco, guarda, qui si vede bene il beriun. Questi sono i beriui che servivano per portare il fieno. Questa foto qui l'ho presa a Aurigo. E i beriui sono questi qui, sono questi bastoni bucati e collegati tra loro con queste corde. Però veniva messo. E veniva caricato lo vedi? Sì. Vedi le corde che pendono giù? Quelli si chiamano i lassi. E sarebbero questi qui. E questo era pesante comunque. Questo, Sì. questo pesa 35-40 kg, già lui di per Sì. sé, e poi in più il carico. Questo sai da chi l'ho preso? Lo conoscevate sicuramente, da Paolo Tintena. Tintena di Boscomare, Sì, l'avete sì, conosciuto? sì, sì. Lavorava all'ASL. Ce l'aveva lui un giorno, sto pasto l'ho preso da qualcuno. Gli ho detto, sa, dammelo va che ti do 20 euro. Me lo son preso. Gli attrezzi. Questi mantelli. prima del vandalismo era così. Ah. Una notte sono venuti e mi hanno portato via tutti sti cose. Lì si vede bene, adesso purtroppo non c'è si vede bene Pepuccio mentre nell'atto di martellare la... E qui, vedi, è bello da far vedere questa cosa qui. In questa foto si vede, qui tutta gente che non c'è più, Flora col rastrello, Pepuccio con la forca, e i bambini venivano utilizzati anche loro. Il lavoro dei bambini era importante anche nei prati, prima perché andavano loro alla fonte a prendere l'acqua eccetera, e poi gli facevano una forca di legno che era più difficile che si facessero male, perché falciando si faceva l'andona, l'erba si buttava con la falce tutta da una parte e rimaneva uno spessore così, e bisognava arieggiarla in modo che il vento e il sole potesse asciugarla con più facilità, e quello lì era compito dei bambini. E gli facevano prendevano un pezzo di castagno che avesse 3 punte, e poi con quello lì i bambini sciorinavano un po' il fieno in modo che si seccasse più facilmente. Ecco, dopo il beriun, allora, quello che ha inventato dopo il beriun, che è questo qui,
qui si vedono bene le corde, questo l'ho fatto sabato prima dell'inaugurazione. Dopo il Beriun è stata inventata questa macchina grazie a uno di Dolcedo che si chiamava Battistin o Pilatin, Ascheri Giovanni Battista, che era il papà dei dentisti Ascheri, Marino e Enrico, e aveva inventato questa macchina, e con questa si è alleggerito tantissimo il lavoro, perché questa macchina qui consentiva di fare delle balle di fieno di 50-60 kg che erano legate strette col fil di ferro e quindi venivano stoccate dentro il fienile, mentre invece prima, quando arrivavano nel fienile, slegavano il Beriun e poi dovevano calpestarlo per assestarlo per farcene stare il più possibile dentro il fienile. E poi quando tu dovevi prenderlo per portarlo nella stalla, ecco che allora viene fuori questo strumento qui, che non molti lo conoscono. Lo vedete là quell'immagine? Quella lì è un quadro di un macchiaiolo toscano, che però è riuscito a mettere bene in evidenza questo pagliaio. Vedete che ci sono proprio dei colpi, e perché se avessero preso il fieno dal fondo e avessero tirato, ne andava della stabilità del pagliaio. Invece con queste lame qui, questa qui ha una lama, con la destra tenevano di qui, con la sinistra di qui, davano il colpo e segavano, tagliavano. Una specie di kebab. Sì, bravo, sembra proprio una specie di kebab, questo è fatto di fieno invece che di carnaccia. E questo qui invece ci mettevano il piede sopra e ci davano un colpo così e facevano la porzione che serviva per portare nella greppia al bue, alla mucca, al cavallo, al mulo, quello che era. Invece questi questa foto qui è una foto fatta nei primi anni 60. Questo è mio padre, mio cugino e mio zio, e falciavano scalzi. Guardateci bene, sono tutte e tre che non hanno le scarpe, e falciavano scalzi. E lì era il più bravo di tutti, era questo mio zio, ma c'era gente, il papà la mamma di Giovanni Dagno, l'ex sindaco di Dolcedo, avevano tanti possedimenti su Alfaudo, era gente, erano commercianti d'olio, avevano anche i cavalli, il carro per portare l'olio a Imperi, eccetera. Gli dicevano a mio zio: tu, stanno chi viene, il mese di luglio sei preso da noi tutto il mese. E lui andava a lavorare da loro tutto il mese, perché era un falciatore. E mio nonno, prima di lui, mio nonno se la giocava con Carlò de Prebuna, Carlò de Minica si chiamava. Ancora adesso niente, se parli con un ragazzo di Prebuna sai chi è, ma se parli con un anziano di Pietrabruna... Parli con Riccardo, era suo nonno Carlo. Sì, era il nonno di Riccardo, sì. Il nonno da parte di madre, sì. E era il papà di Carluccio. Sì, Carluccio, il partigiano, diciamo. Come era di cognome? Amoretti. Un po' di Amoretti Pride. Comunque, ti dico, avevano una nomea, nei paesi vicini sapevano che che Carlò de Prebuna era un fenomeno a falciare. E lo stesso mio nonno Natalin. Mio nonno Natalin era del 1874, e ha avuto 7 figli. E lui la sua vita l'ha passata d'inverno nei frantoi, era un primommo nel frantoio dei Bellissima a Dolcedo, e poi dopo l'ha preso lui in affitto e è diventato poi dopo il suo frantoio, eccetera. Ma il suo lavoro era quello lì, d'inverno, e allora mio padre mi diceva, passavamo dei periodi che non lo vedevamo proprio. Lui veniva a casa, metteva incinta la moglie, ha fatto 7 figli, o andava nei prati a falciare o andava nel mulino Mamma mia. Ecco qua. Roberto, vieni qui, vieni. Vi faccio vedere uno strumento che è particolarissimo. La falce può essere destra o sinistra, perché c'erano anche i mancini. Questa qui
è una falce destra, se tu la tieni nella sì. destra, questa qui è mancina, era di Meneghin, quello che teneva le trote a Carpasio, te lo ricordi? Che stava laggiù nel torrente prima di Carpasio, che aveva l'allevamento di trote. Me l'ha regalata sua figlia questa qui. E questa qui invece è una falce da grano, e difatti si chiama falce messoria, e nel dialetto di Onelia si chiama Mesuia. Mesuia. Mesuia è un rimasuglio di falce messoria, perché era la falce per le messi. E questa qui, vedi che è ribassata, c'è il manico, poi fa così e poi va in piano, per andare più basso possibile. Pensa a te su che cosa contavano. Tanta paglia così in più, andavano a prenderla laggiù in basso e poi serviva, poi vi faccio vedere, là fuori c'è una macchinetta, la mettevano lì dentro e tagliavano questa paglia, se no era troppo lunga e quando prendevano il letame poi nella stalla dava fastidio, questa non riuscivano a fare a curò per portarla nell'orto, e la tagliavano, e questa qui gli consentiva di guadagnare quei 3-4 centimetri in più di gambo del grano. Pensa un po' a che cosa. Normalmente gli strumenti, la falce la compravano, andavano a comprarla o alla fiera o nei negozi da Corina, a Dolcedo da Corina. Allora era tutto quando andavano a comprare una falce, io adesso prendo questo pezzo qui, andavano a comprare la falce, facevano così e la passavano sull'unghia e valutavano se era troppo acciaiosa, c'era il rischio che quando tu prendevi uno spuntone qualcosa si spezzasse. E poi quando tu la martellavi, che la mettevi sopra l'incudine e con il martello ci battevi sopra per fare il filo, saltavano dei pezzi. Se era troppo poco acciaiosa perdeva subito il filo e non andava bene. Per valutare, quando andavano a comprare una falce, facevano così e la passavano sull'unghia e sentivano se si attaccava, se non si attaccava. Io non saprei valutare, ma loro lo facevano. E questa qui la compravano. Mentre invece il manico della falce era o in olmo, anche quello lì, o in quercia, o anche solo il manico, è solo la parte questa qui. I due manicotti, questi qui, erano fatti in legno di olivo. Quando andavano a potare nell'oliveto, succedeva spesso che trovavano un ramo che faceva così e poi così. Quello lì era perfetto, anche perché se lo facevi di acacia, l'acacia, anche da secca poi, rilascia una sostanza che brucia le mani e quindi tu non hai il contatto con questo, perché la maniglia è questa e la maniglia è questa. D'ulivo, anzi, c'è anche un po' di olio. È anche un po' oleosa, anche un po'. E di solito avevano tutti questi arnesi che gli consentivano di farsi i loro arnesi. E poi, se c'erano da fare qui, non c'è nessun chiodo. Facevano una scanalatura, facevano passare questo qui e dall'altra parte c'è un chiodo di legno, un tassellino di legno che lo blocca. Qui lo stesso, qui non è un chiodo, è un chiodo di legno che va dall'altra parte. E avevano questi strumenti, bugia barchin, per fare i buchi, e gli consentiva di farsi i loro strumenti se li facevano loro. Quando si dovesse rompere una falce, qualora si fosse rotta una falce, per fare le termenie, come dicevi tu, con la raschietta raschiavano un po' di qui e un po' di qui, ammucchiavano, oppure per pulire nell'orto prima di zappare. E allora, avete visto, questa era una falce che si era rotta, tagliavano qui, poi andavano dal fabbro, si facevano fare un pezzo a farfalla che andava di qui, e poi l'ho fatta io questa, l'ho rivettata io, e poi mettevano il manico di legno qui e via. Economia circolare. La moglie quando ha visto che, ma senti com'è tagliente, anche tagli l'erba, la moglie quando ha visto che questo riutilizzo ha detto, ah sì, è la maddia per quando faccio il pane, per raschiare il fondo della maddia, questa qui di nuovo l'ho fatta io, questo è legno di sambuco, e il sambuco c'ha l'anima, no? Sì. E ci ho fatto una scanalatura qui col seghetto e poi l'ho fatta entrare dentro, perché vedi che la falce qui è rinforzata, c'ha quest'anima, l'ho infilata dentro, ma non esce più, ma manco
E questo qui, io mi ricordo che mia nonna, tutte le donne in casa avevano questa cosa qui, la spianatoia dove facevano le tagliatelle o dove facevano il pane, e non si buttava niente. E allora, questa è bellissima questa storia. Ho trovato su Anna Karenina di Leone Tolstoi un discorso, i due fratelli, i due personaggi principali del romanzo erano due fratelli intellettuali, ricchi, sovietici, e uno dei due parla col fratello e gli dice sono andato a falciare insieme con gli operai. Oh, sei andato a falciare, queste cose non si fanno, la nobiltà non deve mischiarsi a fare, ma era così bello, gli dice. E io sono convinto che Tolstoi, per descrivere così bene l'atto del falciare, ha dovuto provarlo, e questo quadro qui che riprende Tolstoi nel suo studio, là in fondo c'è la falce e l'ho voluto, la vedi là? Sì. E ho ripreso questo, solo che adesso io qui, riesci tu a leggerlo questo passo qui? Passarono ancora una falciata e poi ancora un'altra. Passavano falciate lunghe e corte, con l'erba buona e con l'erba cattiva. Levin aveva perso ogni nozione del tempo e proprio non sapeva se fosse tardi o presto. Nel suo lavoro si era verificato un cambiamento che gli fece grande piacere. Mentre lavorava, aveva dei momenti nei quali dimenticava quello che faceva, si sentiva leggero e proprio in quei momenti la falciata gli veniva fuori, uguale e bella, quasi come quella di Tito. Ma appena si ricordava di quello che faceva e si sforzava di far meglio, provava subito tutta la pesantezza del lavoro e la falciata gli riusciva male. Nel pieno del caldo la falciatura non gli parve tanto difficile. Il sudore che lo inondava lo rinfrescava e il sole che gli bruciava la schiena, la testa e il braccio della manica rimboccata fino al gomito dava vigore e tenacia al lavoro. E sempre più spesso gli capitavano quei momenti di incoscienza in cui si può non pensare a quel che si fa. La falce allora tagliava da sola. Erano questi i momenti felici. Leone Tolstoi. E questo l'ho voluto mettere perché mi è proprio piaciuto. Poi questo fatto di aver trovato questo quadro con la falce là in fondo la dice lunga, vuol dire che secondo me avvalora l'ipotesi che... ecco, questo vedi, questo qui era Mino di Dolcedo. Guarda, qui si vede tutta la chillea, tutto il prato fiorito. Qui è a Enevee. Sotto... Sottofolia, diciamo, verso sì. E lì una delle prime falciatrici, e lui sta falciando, questo è morto già da quell'ora. Quando si lavorava tutti insieme, di per sé il ligure di solito non è tanto propenso a fare consorzi, a lavorare insieme, eccetera, però tante volte è necessario per questioni proprio organizzative di condividere con altri il lavoro, e allora per non mischiare gli arnesi, per avere poi dopo dei battibecchi eccetera, gli arnesi si segnavano con un marco a fuoco. Questo qui vedi TN Trincheri Natale, io mi chiamo come mio nonno, era il timbro di mio nonno, si faceva infuocare, si faceva il fuoco, si metteva dentro la brace e poi marchiavano, vedi, i beriui, perché poi li spedivano con la corda da spedire, e quando arrivavano, poi sai, il fieno è un po' tutto uguale, e questo qui Trincheri Giuseppe era di nuovo uno della famiglia, questo qui era Straforello Giuseppe, questo era un pastetto che lo mettevano sulla teleferica e qui ci agganciavano la balla del fieno e li spedivano giù, e vedi anche questo qui non prendeva fuoco. E no, ci davano una ditata qui, o di olio vecchio, un po' di sapone, qualcosa. Poi questo qui di solito era di legno di sorbo, che il sorbo è un legno che cresce lentissimamente, però ha gli anelli proprio vicinissimi uno all'altro, e si lascia lavorare come lavorio proprio, insomma. E qui vedi lo stesso questo qui, ma guarda, questo qui è un'opera d'arte.
il manico del rastrello facevano il buco e il dente fissava al manico in modo che non si potesse sfilare, e guarda come erano fitti uno vicino all'altro perché non si perdesse un pelucco di fieno proprio. Con questo qui rastrellavi proprio areo, come si dice. Nei prati, quelli che falciavano nei pendii un po' scoscesi, se riuscivano falciavano al mattino e scalzi. E poi le calzature erano o i scarpui che andavano a comprare a Pieve di Teco, a Feria di San Crispin. San Scripin loro dicevano, Scripin, che sarebbe San Crispino. San Crispino è il patrono dei calzolai, e a Pieve di Teco facevano una fiera, partivano di qui, andavano a Pieve di Teco a comprarsi gli scarponi. Oppure usavano questa pantofola qui, ve la ricordate voi? Te la ricordi tu? Le pantofole di 20.000. Le pantofole di 20.000. Mia mamma me ne parlavano. La parte sotto era fatta con copertoni di automobili. Sì, questo qui è recuperato, un copertone d'automobile che E poi sopra erano o blu o marroni. Questo qui sono riuscito a trovarne una, l'ho preso. E soprattutto le donne, ma anche gli uomini, li ho portati anch'io ancora. Non mi piaceva per niente perché già allora cominciavano a esserci le scarpe da ginnastica, certo. E mia mamma mi comprava queste qui, madonna, non si diceva in italiano, E qui si vede bene la differenza tra quello a corde lisce, diciamo, il Berion con le corde normali, e invece questo qui a corde intrecciate. Questo qui era più per il trasporto dello strame, quello che si metteva sotto le bestie nella stalla, si falciava e si raccoglievano foglie e erba e poi si portava nella stalla e si metteva sotto le bestie. E difatti in dialetto si chiama giassu, e con lo stesso nome, Ugiasso du Murin, nel frantoio c'è la macina che lavora in verticale e Ugiassu che è la pietra dove la macina giace, dal latino iacere, e deriva poi il dialetto giassu, che va sia per lo strame che si metteva sotto gli animali che per la pietra che si metteva nel frantoio. Qui c'è una serie di... Quando le donne andavano su nei prati, facevano da mangiare lì, nelle adiacenze del casone, di solito c'era una parte con un tetto coperto e c'era un focolare con due pietre, e lì sopra ci mettevano una pentola, col culo tutto nero, perché è chiaro, non è che... E poi andavano, e lì al faudo non è che ci fossero tante piante grosse, dovevano scendere verso il bosco dell'Aquila, dal passo dell'Egeo, andavano dietro in teloglie e prendevano legno di pino, legno secco, eccetera, e si portavano un marasso, questo qui si chiama ronseia o un marasso, e si chiama anche, e questo è interessante perché lì è c'è, allora, nella lingua ligure, variante di Dolcedo, la roncola è detta puerasso, puerotto da stacca, ma anche marasso. Il termine singolare è senza dubbio penaccu, che pare derivare dal nome arcaico di un tipo di roncola pennato, adesso ve lo faccio vedere, per via di un becco a forma di penna. Tale forma conferisce all'oggetto un aspetto strano e stravagante, tanto che penaccu è stato mutuato per indicare in senso lato una persona ingenua e stupidotta. Ti sei proprio in penacco, si dice, no? nel dialetto. Il penacco è questo qui. Dove è andato a finire? Ah no, è questo qui. Lo vedete bene qui. Vedi, c'è la parte ricurva e poi c'è questa, sembra proprio una penna che va su così. E questo qui in italiano si chiama pennato. E questo qui serviva, può tagliare sia da questa parte che da questa parte. Di qui si usava per tagliare i rovi e di qui anche per far legna, per fare altre cose. Insomma. Qui abbiamo messo una gerla per il trasporto del fieno. È chiaro che se uno deve portare dal faudo una gerla di fieno che pesa 20 kg, non ne vale la pena. Ma nel prato succedeva che dovevano in cima al prato portarlo in fondo, ma non è della nostra cultura questa qui. Però soprattutto nell'Appennino
genovese, lo chiamano gaggiù, ma molto più grande di questo qui, e poi con 2 spallacci lo mettevano in spalla. Questo invece l'ho recuperato nelle valli bergamasche, è assimilabile al nostro Berium. Lo mettevano per terra e poi queste 2 corde le facevano passare sopra il mucchio, le stiravano al massimo e poi le agganciavano lì e poi lo portavano così, sulle spalle così. E questo qui è assimilabile al nostro Berium e si chiama sdirna in bergamasco, la sdirna. Poi ecco, venite a vedere le foto, queste sono veramente belle. Questo qui magari l'hai ancora conosciuto tu. Questo qui sai chi è? Pierantonio. Pierantonio da Prelà col nonno Tomu Murum, un uomo di una forza bestiale. Questo qui aveva una forza e lì aveva E questa qui vi devo raccontare questo aneddoto. Cercavo una foto quando la mulattiera corre. Questa qui è sopra la chiesa di Santa Brigida, quella che va su, che va al Favo, un pezzo che è meraviglioso. Quando entra nel paese la mulattiera, nel paese ci sono i caruggi, ci sono degli angoli che fino a una certa altezza sono stati arrotondati, da una certa altezza in su riprendono la forma di spigolo. E questo perché? Perché quando passavano con i muli carichi di fieno, se lo spigolo era vivo, andavano a grattare e perdevano del fieno lì, invece li arrotondavano questi qui. Cercavo una foto di una situazione non intonacata, scrivo su Facebook, cerco una foto così e così, mi ha risposto Giovanni Gazzano, che vive in Thailandia, è stato in Thailandia, ha conosciuto una ragazza, si sono sposati, gestisce un supermercato e mi scrive, mi dice: vicino a casa mia a tavole c'è la situazione che cerchi tu, telefona a Gianfranco Miotti e ti fai mandare la foto. Telefono a Gianfranco Miotti, mi dice: guarda che c'ho una gamba che mi fa male, glielo dica Francesca. 4 giorni dopo io avevo la foto sul computer. Giro del mondo. Mediatico. Quando i media sono usati bene, ci gira tantissima merda, però quando sono usati bene servono. Ecco. Questo qui, vedi, questa l'ho messa qui, questo qui è Leone, il nonno di quel leone che ha il centro Coppia Oneglia di fronte all'Agnesi. Sì, lo conosci? Sì, i tecnici vanno lì a fare le coppie, eccetera. E questo qui era suo nonno a Torria. L'ho presa questa foto qui perché mettevano la cuffia ai muli, una delle zone più sensibili per i moscerini e per i mosconi, i muli, è l'attacco dell'orecchio. E allora gli mettevano, lo vedi qui, facevano uscire le orecchie, una di qui e una di qui, e poi con questo nastro qui glielo legavano lì davanti, e qui, in questa parte qui, rimaneva protetto. E poi anche sotto la pancia, vedi che anche qui sotto ci mettevano un telo, perché i tafani andavano a morsicare, nei punti dove c'è meno pelo, andavano a insidiare. Questo qui era bianco di tavole, te lo ricordi, brunetto, bianco? Con la sigaretta sempre che gli pendeva, sempre carico. E con la signora? La signora invece, questa qui è Teresa, la moglie di Lello, di Dolcedo, quelli che avevano la macelleria. Teresa a Segiuna, a figlia di Chicu Segiun. E loro, questa qui l'ho voluta mettere, a parte che è significativo che è anche una ragazza, una bella ragazza, giovane, ma per far vedere anche come erano ben tenute le mulattiere allora, no? Questa qui, pensa, in questo tratto da Santa Brigida arrivare lassù, mio cugino che è uno fissato, ma sempre con la testa bassa, questi qui sono tutti chiodi che lui ha recuperato in quel tratto, sono chiodi che mettevano nei ferri dei muli, vedi che hanno una testa quadrata perché entravano nel ferro della mula, andavano dall'altra parte e poi li ripiegavano, li ribattevano e assicuravano il ferro sulla mula. Se poi di primo acchito, così, se tu guardi queste pietre qui, sembrano dei sassi rotondi, no? Ma sono pietre che hanno preso in loco, chiaramente hanno preso qui e le hanno messe di punta, sono lunghe anche in un punto dove una
strada Carareccia ha intersecato una mulattiera, la mulattiera è rimasta lì in bella vista. Ci sono delle pietre che sono lunghe così, 30-35 centimetri di lunghezza. E poi il passaggio avanti e indietro con questi speroni che hanno i ferri del mulo, e poi gli scarponi chiodati che avevano le persone, eccetera, e poi l'azione dilavante dell'acqua che andando giù arrotondava, ha fatto sì che questi qui abbiano preso questa forma rotondeggiante nella parte alta, però la parte sotto sono delle pietre normali che hanno preso e hanno piantato. Quando i muli, soprattutto nelle zone di montagna in alto, si incontravano due muli carichi con il berion di fieno, diventava difficile anche scartarsi e bisognava sentire quello che veniva su e quello che scendeva giù, e allora si mettevano dei campanacci. Questo qui si chiama, nel nostro dialetto, evoca un po' quelle di Babbo Natale, delle slitte di Babbo Natale. In dialetto questo qui si chiama scracavello, e questo arnese qui si chiama scracavelea, e la mettevano al collo del mulo, e il mulo quando andava, tridrin, quando uno sentiva, questa qui è da mucca, quando uno sentiva che stava arrivando qualcuno, si fermava in un punto dove potevano passare e gli dava il passaggio. Pensate, tanto era il traffico. Dalla chiesa di San Bernardo, ci siete già state dalla chiesa di San Bernardo, sopra Santa Brigida per andare su al Faudo, che adesso è a rischio crollo. Dalla chiesa di San Bernardo, 50 metri prima, c'è uno slargo, e uno di Lecchiore, Baciu Lurdo si chiamava, aveva fatto il gabinetto per i muli. In dialetto si chiama Apiscea de San Bernardo, perché lì c'era vicino la chiesa di San Bernardo. Cosa succede? Che i muli, quando sentivano l'odore che lì avevano urinato gli altri muli, eccetera, si fermavano, facevano i loro bisogni, e lui portava dello strame e lo buttava lì una volta alla settimana, ogni 15 giorni, andava, raccattava quello lì, vicino aveva la vigna, sotto a Ciamprao, e aveva il letame e aveva fatto il gabinetto per i muli. E lì d'estate, perché il traffico c'era tutto l'anno, perché quella era una delle adduttrici alle vie del sale che andavano su, e poi dal Passo di Vena facevano il Passo della Pistuna, facevano Montemoro e poi Montegrande e proseguivano fino a Limone. Io ci sono andato a piedi di qui a Limone, e quando andavano su, che andavano al Faudo, che portavano giù il fieno, c'era un traffico non indifferente, e era soprattutto nel periodo estivo. Una concentrazione di urea faceva sì che quando faceva caldo poi di notte ci fossero i fuochi fattui, perché si sviluppano dei gas che poi si incendiano, e di notte si vedevano ste fiammelle e allora lì la fantasia popolare, e basure, e questo e quell'altro, e poi era vicino alla chiesa di San Bernardo dove c'era il diavolo. E questi sono i ferri, anche il bue si mettevano i ferri. Normalmente il bue ha la zampa molto larga e non ha bisogno, però se succedeva che c'era una carie o qualche problematica, li infilavano di qui, li infilavano a martellate dentro, e poi con i chiodi così, e poi ripiegavano i chiodi, ma era un'arte, una cosa che non era da tutti. Questi sono le barle per portarsi in montagna il vino, e questa qui per esempio, vedi, questa qui è del 1700, e questa qui, vedete il manico ritorto, e poi fatto così e così. Questa qui è sicuramente un antiquario che l'ha vista, mi ha detto questa qui è di Castagno, questa qui mi ha detto è dell'inizio del 700. È ancora lì, è ancora lì. E la portavano e facevano così, vedete che qui c'è un buco, ci mettevano il dito e poi la mettevano così e poi lasciavano andare questo dito, allora entrava l'aria e di qui usciva il liquido, e la bevevano così a garganella senza neanche il contatto, a parte che poi nei prati
non è che andassero tanto per il sottile, via. E qui ho scritto un po' di storia del... Questa invece... Ah, ecco sì, questa qui, la zucchetta da vino, si chiama la Genaria siceraria. Questa qui si procede così, si prende una, dentro è piena di semi, tagli qui con il coltello ben rasato, poi si prendeva un ferro, si faceva infuocare e poi si buttava dentro e si faceva il buco più preciso possibile, perché poi lì si metteva un tappino di sughero che andasse a chiudere, no? Allora, una volta svuotato, si faceva il taglio, si faceva il buco con un ferro infuocato e poi con un fil di ferro fatto a gancio si faceva entrare e si facevano uscire tutti i semini da dentro. Si cercava di pulirla meglio possibile e poi quando l'uva è nel tino che fermenta, dopo che tu hai messo l'uva è mosto per un giorno, poi dopo comincia a fermentare, prendevano questa qui, la mettevano nel tino, si riempiva di mosto e fermentava e prendeva questo colore qui, perché questa qui è avvinata, ha preso, e questa qui non marcisce mai più e prende il gusto anche del vino. Mio padre, se io avessi messo dell'acqua dentro la sua zucchetta da vino, guai, mi sparava. E lui al mattino, quando andava in campagna, se tornava a casa, che era una campagna vicina, e a mezzogiorno tornava a casa, si portava questa qui, faceva colazione, si portava un panino e con questa qui c'erano due bicchieroni di vino e se lo beveva quando faceva colazione. Se andava in campagna e si fermava in campagna, si portava questa qui. Questa qui ci metteva l'imbutino di alluminio, questa qui tiene un fiasco meno un bicchiere. Al mattino mio padre si alzava, faceva colazione, si riempiva questa qui, diceva, oh cosa faccio? Ho bevuto, se lo beveva prima di partire. Arrivava in campagna e mangiava e si beveva 2 litri, teneva 2 litri e si beveva 2 litri di vino. Tornava a casa la sera, un altro litrotto se lo beveva. Io mio padre non l'ho mai visto ubriaco, mai, però lavorava, però bruciava, non è che... E ti dico, ce n'erano di varie forme, anche questa qui è una zucca, e poi questa qui è un'arte difficilissima, facevano dei buchi, facevano passare, e poi con la pece, riuscivano a chiudere dall'esterno con la pece, e questa qui aveva di buono che potevi metterci e metterla tra colla anche, invece questa qui dovevi avere o un canestro o uno zaino, insomma, perché non è che potessi portarla. Queste sono le misure, non c'entrano niente con il fieno, ma le ho volute mettere per far vedere i canestri. Questo qui è un cavagno da carta, questo canestro qui tiene una quarta, li faceva Gastone a Trincheri, poi vi faccio vedere le foto, ho vinto anche un concorso con quella foto, le ho fatte nel 79, ho fatto quelle foto lì. E Gastone andava nel bosco, tagliava i polloni di castagno, poi faceva escresce, poi le metteva a bagno e poi dopo vi faccio vedere le foto come sono. Questa qui, il mucchio delle olive, si metteva questo qui così, si faceva a manate, si riempiva e poi si versava dentro la quarta, si versava e poi con un legno a randa si passava lì sopra la rasiera, si rasava, e questo qui è il doppio decalitro, sono 20 litri. E questo qui invece è il mezzo decalitro, vedi che c'è scritto, mezzo decalitro. E questo l'ho messo per far vedere, una delle cose di trasporto più importanti era questo qui. Sai che alle donne, una delle cose che davano in dote la famiglia era 2 canestri, uno da quarta e uno da 2 cupelli come quello lì, e poi un falcetto. Quello lì faceva parte della dote, oltre alle lenzuola e le cose che avevano, eccetera. Una delle cose che avevano le donne era, e quando le vedevi che andavano in campagna, il falcetto dentro il canestro e via andare.
Però quel giorno che c'eri anche tu a Boscomare, quando ho recitato quella poesia, Gli ultimi, e che poi ho voluto spiegare e ho voluto dire, spezzare non una lancia, ma una serie di lance per le nostre nonne, per le nostre donne, per le nostre mamme, eccetera. Guarda che se è vero che l'uomo ligure è riuscito a modificare l'ambiente con milioni di metri cubi di muri, eccetera, è anche vero che bisogna ringraziare le nostre donne, le nostre nonne, che cavagnate di frittelle che li portavano in campagna. Tutto loro. Che cosa si chiedeva a un cibo che uno portava in campagna? Che fosse nutriente, possibilmente anche buono, digeribile, sicuramente che si potesse mangiare. Quella che chiamano finger food adesso è un'invenzione tipicamente ligure. L'hanno inventata le nostre nonne, le nostre mamme, perché andavano in campagna, che portavano le posate che mangiavi, si davano una regentata alle mani e andava già bene così, e poi chiappa lì se era un fiore ripieno, se era una frittella, quello che era, e poi ci mangiavano il pane vicino, perché il companatico, cum panis, era quello che si mangiava. Mio padre diceva, sto formaggio qui scicule bon, con tanto come in anugia che mangi una rissa. Era così, perché diceva, era un formaggio saporito, buono, con poco formaggio ci mangio tanto pane, e facevano anche sti conti lì, non è che è così. E questo ho voluto metterlo lì perché anche quando andavano nei prati, e poi le donne avevano anche l'abilità di portarlo in testa il canestro, prendevano un faudò che avevano davanti, lo arrotolavano e facevano il cercine, che si chiama così in italiano, non era un artista, e in dialetto un suttesto, e facevano un coso rotondo così e poi mettevano gli occhiali. Lo mettevano così anche enormi, sì, e andavano. Io mi ricordo che andavo con mia madre che era un bambino, mi dava la mano e aveva il canestro in testa, ma non è che gli cadesse. E poi qui abbiamo fatto, per esempio, abbiamo scritto la frusta, lo staffile. Lo staffile era uno degli strumenti, i mulatieri. Questa è una cosa molto bella. Quando che guido delle passeggiate botaniche, spiego sempre, quando incontriamo il bagolaro si chiama Celtis australis, è una pianta che vive qui nel clima mediterraneo. Ce n'è una pianta enorme davanti alla chiesa di Diano Borelli. La paionega la chiamano loro, ma è così, maestosa. Quella pianta lì è una pianta molto flessibile. I manici degli staffili erano fatti tutti in bagolaro. E quindi una pianta che andava nelle mani, poi dopo dei mulatieri che erano dei bestemmiatori incalliti. Però dall'altra parte è una pianta dalla doppia personalità, perché d'altra parte poi fa dei semi neri durissimi che servivano per fare i rosari, e li bucavano e facevano i rosari. Quindi da una parte andava in mano alle beghine che dicevano il rosario, e dall'altra parte andava in mano al mulatiere che tirava delle madonne quando doveva incitare. E c'è da dire, questo qui si chiama sverzino, questo coso qui che è in fondo, e uno abile nell'uso di questo qui faceva sta, e avevano i riflessi condizionati le mule, gli animali, non dovevano neanche più percuoterle, perché bastava che facessero sta, il rumore che bastava, e partivano e andavano. E lì ho scritto una storia che mio bisnonno è arrivato al passo della Bastia, aveva lasciato del fieno in un casone al faudo, aveva nevicato, è andato su con 2 asini per caricare questo fieno e per portarselo a casa. Quando è arrivato al passo della Bastia ha incontrato 2 lupi, ma parliamo della primi e metà dell'Ottocento, e ha incontrato questi 2 lupi che perdevano la bava, che digrignavano i denti. L'asino si è impaurito e lui non sapeva cosa fare, poi gli è venuto in mente che aveva lo staffile, ha fatto parecchie volte questo schiocco forte e anche i lupi sono andati via. E mia nonna me l'avrà raccontato 1000 volte, sempre allo stesso modo, che a questo suo nonno, che era quindi mio bisnonno, sono venuti i capelli bianchi nel giro di una settimana per la paura che si era preso.
per dire, poi ho scritto un brano da un romanzo dell'uso improprio della frusta che facevano i vetturini, che tiravano le staffilate ai ragazzi che passavano per colpirli sulle orecchie. Questo è Pippo. Pippo, questo qui era un mio carissimo amico, è morto giovane, è caduto, è morto abbastanza giovane. E lui aveva questo bue, pesava 8 quintali questo bue. Mentre al mulo e al cavallo si usava, me lo passi quello lì? Questo? Sì. Questo qui si chiama il morso e si metteva in bocca, il boccaglio anche un morso, lo metteva in bocca all'animale e poi di qui c'erano le 2 redini e nel caso tiravano, se poi l'animale era particolarmente bizzarro eccetera, qui era spezzato e c'era un anello e si chiama umortius pesao perché essendo rotto qui al centro, quando tu tiri si inarca e va a comprimere contro il palato e gli fa male, quindi a un animale un po' balzano ci mettevano un mortius troscio e tiravano e quello lì si fermava subito. E invece questo si metteva al mulo, al cavallo, all'asino, invece al bue si metteva un affusso e questo qui sembra proprio uno strumento di tortura e si infilava nel naso e poi si chiudeva, si legava qui da sopra che rimanesse chiuso qui e poi si andava intorno alle corna e rimaneva bloccato lì e poi di qui partivano le 2 tirelle. Adesso lui ce le ha tutte e 2 nella stessa mano, ma solitamente le tenevano una da una parte e una dall'altra che riusciva a dare i comandi a io o Dieu. E qui addirittura questo qui aveva due ganci per far partire le tirelle, e però anche con un gancio solo come questi qui. Mentre al cavallo e al mulo si metteva la collana, che poi ve la faccio vedere che è là fuori, al bue, qui al garrese, si metteva questo qui che si chiama il giogo, aggiogare un bue o sottomettere qualcuno, è stato aggiogato, si usa anche in senso lato, si metteva sopra e poi si legava sotto il collo le 2 astine che scendono giù e poi di qui partivano 2 catene che andavano dietro il bue e dietro c'era Ubaransin, ne ho 3 fuori, adesso uno devo staccarlo e metterlo qui. Ubaransin che da 2 punti trasforma in un punto solo e lì si attaccava l'erpice per bastassò sotto gli olivi oppure l'aratro, quello che serviva. Via. Io ho voluto mettere soprattutto in evidenza che su Alfaudo era proprio un emblema del minimalismo, dell'essenzialismo, proprio le cose. Addirittura nel casone, chiaramente non c'era una dispensa, non c'era, e quindi se tu lasciavi le cose dentro il casone, i ghiri, qualche volta è entrata anche una capra, entra dentro e ti mangia le cose che hai lì, e quindi dal trave centrale del casone pendevano dei fili di ferro e poi anche questi li facevano solitamente quando potavano gli olivi, facevano questi cosi qui e li legavano col fil di ferro e poi ci agganciavano il canestro. Questo qui era un mandio da mandiare che facevano il fagotto e poi la pendevano, oppure addirittura questi qui. Vedi l'interscambiabilità degli arnesi. Questo qui è in Garrosso, nel dialetto Garrosso, la bigoncia. Questa qui a settembre, prima della vendemmia, mio padre li metteva a capovolti, li bagnava e il legno, c'è una parola che è bellissima del nostro dialetto, è surduto. Ugarosso le stai tanto lì e o le veniu surduto, cioè ha perso l'umidità e tra una doga e l'altra ci passa, lo vedi, è diventato asciutto. E per dare proprio questa indicazione, surduto è proprio una parola che la definisce proprio bene. Allora lo bagnavano che si gonfiasse e poi addirittura era stagno, ci mettevano l'uva dentro, agganciavano questo qui al basto e poi portavano l'uva anche per chilometri, e quindi doveva essere stagno perché sennò lasciavi la lona dietro dove andavi.
Questo qui d'estate ne bagnavano un paio, se li portavano su, intanto servivano per il trasporto. Mia mamma ci metteva dentro una pentola, ci metteva dentro le cose che le servivano, poi su dal casone. E poi lassù ci mettevano una ciappa sopra e era una sorta di dispensa, che se entrava una capra o se entrava un ghiro, un topo, qualcosa, non poteva andarsi a mangiare le poche, perché sai, lassù ti viene anche fame se qualche animale ti mangia il giraffellino. Qui abbiamo messo, ci sono dei filmati ma adesso non abbiamo tempo di farveli vedere. Questa qui l'ho avuta da un mio amico che l'ha portata da Ormea per il trasporto anche qui da noi nel Prato, perché esiste un termine arcaico del dialetto lesa, la lesa, non so se l'hai mai sentito, per slitta. Il termine arcaico è lesa e questo mio amico me l'ha portata da Ormea e ho dei filmati che vengono dalla Val d'Ayas che si vede l'uso di queste slitte. E un altro sistema per portare il fieno era quello delle teleferiche. C'è stato addirittura a Lecchiore c'era un consorzio per, vedi, quelle lì le ho presi a Valloria Marittima, che sono azioni al portatore del consorzio teleferico di Valloria Marittima. Vedi, una da 1000 lire e l'altra da 100 lire. Una è del 1927 e avevano fatto questo consorzio, avevano comprato il cavo che è lungo chilometri e da Valloria l'avevano teso fin su a Montemoro e poi di lassù con le carrucole agganciavano la palla del fieno, la sentivi, io me lo ricordo che la sentivi che sibilava sulla corda, poi quando arrivava boom, andava a sbattere, allora potevi agganciare l'altra e farla andare. Sì. Normalmente si usava il trepiede, che è questo qui, che è completamente aperto e ha 3 piedi appunto che appoggiano per terra, si faceva il fuoco lì sotto e sopra si appoggiava la casseruola o la pentola o quello che era. Invece quella là si chiama a trempera e è fatta in modo, è circolare con 3 becchi che vanno giù, ma era completamente chiuso da lastre di ferro che adesso si sono cotte con gli anni e quindi il fuoco veniva concentrato, davanti era aperta per poter mettere la legna e praticamente si concentrava il fuoco di sotto. Ma dicevo che nel casone su al Faudo, vicino al casone, c'era questo locale che serviva da cucina, che era protetto da sopra con un po' di ciappe e lì si facevano i minestroni, si faceva la pasta, qualche volta si cucinava il coniglio, ma il piatto principe era ukundium, l'insalata di pomodori, perché era un piatto fresco, un piatto, era la cosa che si mangiava di più, e alla sera solitamente il minestrone. I santi che cadevano nel periodo sono quelli che abbiamo nominato prima: Santa Maria Maddalena, Santa Brigida, Santa Marta il 29, San Giacomo e Filippo, Sant'Anna e solitamente qualcuno dai prati scendeva e quando risaliva portava delle cavagnate di verdura per fare i minestroni. Mi ricordo una volta, ero studente, facevo le superiori, ero andato a aiutare una famiglia di Lecchiore a imballare il fieno e mi ricordo che Manuccia aveva fatto il minestrone e aveva abbondato, ne aveva messo veramente troppo, e poi ha fatto i friscioi de minestrone. Il giorno dopo ha aggiunto delle uova e un po' di farina e poi a cucchiaiate lo metteva nella padella, nell'olio. Belli che buoni che erano, poi sai, al Faudo, caro mio, a 1000 metri, e poi lavori, ti viene appetito, non è che... questi erano i piatti. Ma io ho dei ricordi belli. C'era gente che, per esempio,
ieri Battista mi raccontava che suo padre era un uomo molto forte, però per falciare, abbiamo visto, non serve la forza, serve più l'eleganza, il gesto, la gestualità giusta per fare il taglio con la falce. Erano due fratelli, uno era abilissimo nella falciatura e metteva suo fratello davanti, Tunù e Chiku. Tunù era davanti e diceva, sentivo sempre la fussia che mi arrivava vicino ai garetti e io ci davo di forza, cioè, faceva delle fatiche immani. E certo che chi la prendeva così non aveva poi un bel ricordo però io dico la verità che avevo un bel ricordo dei prati ancora adesso, e difatti l'ho fatto volentieri. Per me è stato, ci ho passato dei bei giorni lassù e ci ho passato anche delle belle giornate qui. Allora, vi spiego. Si cominciava qui nell'oliveto, anche nell'oliveto si falciava. Nell'oliveto l'essenza principale era l'avena fattua. Non so a Civezza come la chiamate, noi ad Olgedo la chiamiamo besua. È quella che quando eravamo bambini prendevamo le spighe, poi ce le lanciavamo e si piantavano nelle maglie. Ah, c'è i 5 fidanzati! Quella lì si chiama avena fattua. Quell'erba lì, se falciata nel mese di giugno e riuscivi a seccarla, era buonissima come fieno, ma non era facile perché era un'erba molto ricca di acqua, di umidità. Poi giugno il sole non è ancora particolarmente caldo, quindi a seccarla non era facile. Però cominciavano a falciare qui il mese di giugno, negli oliveti, e recampavano quel fieno lì. Poi salivano a Santa Brigida, la zona dei campi si chiamava, che da Santa Brigida arriva sopra San Bernardo, per capirci. Quella lì era la zona dei campi. E lì lo sfalcio era regolato da una pianta, da un'essenza, che nel nostro dialetto si chiama burbunaiga. È una pianta che ha le spine, è un'erba che ha le spine. Il nome scientifico è Ononis arvensis, è della famiglia delle leguminose, e le leguminose sono piante che sono molto appetite anche dagli ovini, dai caprini, eccetera, perché mentre il mulo e gli asini, gli equini in genere prediligono le graminacee, anche i trapin su al faudo dove c'è quell'erba dura e quindi per loro va bene quello. Per le capre, eccetera, se riuscivano a fare e gambe de pernice e l'Ononis arvensis era il massimo. Però l'Ononis arvensis, quando diventava spinosa, era intrattabile dopo, perché non riuscivi più a fare i beriui, perché ti pungeva a metterteli in spalla, quindi andava tagliata. Era quella che scandiva il tempo della salita, diciamo, man mano si andava su, man mano prima che quella lì indurisse. E poi quando si arrivava su al faudo, e lì quando si era al faudo si raccoglievano anche delle piante che erano lì. Una delle piante più raccolte era questa qui è l'Achillea millefolium, è quella che nel dialetto chiamano a camamilla da prai, o anche camamilla da bestie. Io vi dico la verità, io tutti gli anni ci vado, me ne raccolgo 2 o 3 mazzi così, poi la taglio, la metto nelle arbanelle. Io d'inverno quasi tutte le sere mi faccio una tisana con questa qui, perché praticamente fai l'infuso con la parte. Sì, per una tazza bastano 2 infiorescenze così, 2 o 3 infiorescenze. Questa qui contiene azuleni e è una pianta che è, per esempio, quando si tagliava, succedeva che passando la pietra sulla falce ti avvicinavi troppo, insomma andavi a toccare. Sai, poi c'erano questi medicamenti così empirici, c'era quelli addirittura che ci pisciavano sopra perché dicevano che conteneva l'ammoniaca. E Bellini, ma contengono l'ammoniaca? È un discorso, ma di batteri. No, dove state sterile? Ah, sì. Sono infatti sterili lì. Comunque, quando prendevano questa qui e prendevano un pochino di lavanda, la masticavano, facevano un bolo,
di questa qui e della lavanda, se la mettevano sul dito, ci mettevano un fazzoletto che magari si erano messi in testa, che era tutto sudato, pieno di polvere, e via, il primo approccio con Anticorpi, e voilà. Questi qui invece questa qui è la Carlina acaulis. Questa qui è una delle piante che non mancava mai davanti alle porte di casa, quindi del paese di Bellissimi. Tutti ne avevano una. Perché? Perché adesso ti spiego. Perché segnalativo. si chiama acaulis con la A privativa davanti, che vuol dire senza gambo. Caulis è il gambo, acaulis senza gambo. Perché nasce proprio raso terra, laggiù proprio tac. E per tagliarla ci vuole un coltello bello lungo, lo infili sotto, la tagli, poi ci fai passare un fil di ferro dentro, ci fai un anello e la legavano davanti alla porta di casa qui. Perché questa pianta qui, queste qui si chiamano brattee, che sono qui, sono piante che sono igrosensibili, sentono l'umidità che è nell'aria. Questa qui quando c'è umidità nell'aria che difatti nel dialetto si chiama l'induvina, perché indovina il tempo, però adesso ti dico, è una pianta che ha almeno 5 anni che l'ho raccolta, che me l'hanno portata, che l'hanno raccolta. Questi qui invece erano i trapin che si mettevano alla beverata, ho fatto anch'io e non me ne vergogno, io figli non ne ho avuto, ma se avessi avuto dei figli gli avrei insegnato anche. Io poi dopo ho maturato una mia coscienza ecologica e non lo farei più e mi vergogno anche di averlo fatto, ma nel momento in cui l'ho fatto e che si mangiava questa dozzina di capi neri, devo dire che era anche un'integrazione alla dieta e non è che lo facevamo per divertirci, lo facevamo per mettere gli uccelletti nel padellino la sera. Però devo dirti che prenderli da attaccato al coso e schiacciarli così tra le due dita, devo dire che ancora adesso provo vergogna di averlo fatto. Ma si è pentito. Sì. Però e anche lì si raccoglieva l'origano, si raccoglieva la lavanda, si raccoglieva la chillea, questo qui poi dopo verrà riempito di queste piante. Questo è Gastone, con queste foto qui ho vinto un concorso perché avevo comprato una pellicola della Ilford, ma ti dico eravamo nel 79 e gli ho detto a Gastone, se vengo ti faccio da quando lui ha cominciato a intrecciare i primi intrecci fin quando ha finito, poi mi ha fatto vedere e poi questo qui, sai chi era questo qui? Era il nonno di Dino Ascheri, Dubacello. Ah, sì. Sì, era suo nonno e viveva qui a Trincheri, si chiamava Gastone Alberti e lui ha sempre fatto canestri tutta la vita. Quando è morto ne ha fatto uno piccolo così e gli ha detto questo qui me lo mettete nella bara e gliel'ha messo nella bara. Ha detto ma non porto con me, sempre fai tu calagni tutta la vita. Vabbè, io spero di non avervi annoiato, insomma. No, da bellissimi, quindi direi che è tutto e diciamo che venire sul posto è anche si può captare questa atmosfera magica che è stata creata da Natalina e sua moglie e vi faccio i complimenti perché avete fatto una cosa veramente bella. Grazie. Grazie mille, invitiamo magari le persone a venire a visitarlo. Sì, chi vuole venire a visitarlo basta che ci contatti, il numero di telefonino è 349 83 65 386, ripeto 349 83 65 386. Chi vuole venire a visitarlo ci contatta, noi chiaramente non abbiamo la possibilità di tenerlo aperto a delle date fisse perché però chi vuole ci contatta, noi volentieri condividiamo questo nostro lavoro e questa nostra passione per il territorio e soprattutto contiamo. Io stamattina sono andato alla scuola estiva a Dolcedo, ci sono 10 ragazzi che fanno la scuola estiva. Sono andato lì, sono stato con loro 2 ore e abbiamo parlato, ragazzi della quarta e quinta,
e abbiamo parlato di erbe, sì, poi abbiamo fatto anche l'arco e erano più coinvolti chiaramente con l'arco che non ha però anche quando gli ho parlato di stagionalità, insomma, di dirglielo alle mamme di non comprare le fragole a dicembre perché non ha senso, e vedo che c'è chi ti sta a sentire, insomma, poi c'è chi ti sta a sentire negli adulti, quindi anche nei ragazzi c'è chi ti sta a sentire e chi invece ha altri pensieri, altre storie, però ci proviamo, ecco, insomma, a cercare di buttare qualche seme e vedere. Bravo Natalì, a me scampo. Bravo, complimenti. Grazie. Chi ha voglia di venire, di visitare il museo può farlo, come ho detto prima, contattandoci al numero che ho detto, e chi vuole anche ampliare le sue conoscenze, così insomma, su questo tema, ci sono anche tante belle fotografie. Con mia moglie abbiamo stampato questo libricino, Il Fieno, antiche pratiche di agricoltura e allevamento al Monte Faudo, e è ricco anche di fotografie. Qui ci sono le caselle, il casone dei prati, la Vipera, Uscaiò, Sant'Isidoro, che è il protettore dei mulattieri. Eccola qui la Carlina, di cui vi ho parlato prima. Eccola lì. Ah, sì. Guarda come si vede, lì è bella appena... È fresca, appena... Sì, e questa qui invece è l'Achillea millefolium. E c'è, in chiusura di questo libro ci sono anche i funghi e le erbe che crescono e che si potevano e si possono tuttora trovare lì al Monte Faudo, anche se agronomicamente le cose sono cambiate, botanicamente le cose sono cambiate, perché non facendo più lo sfalcio, prima si manteneva prato e se veniva su una roverella si falciava e si tagliava. Adesso, dove c'era il prato, ci sono delle querce già che sono grosse così e ci nascono i porcini, e dove nascevano i porcini prima, nel bosco qui più in basso, sono cresciuti i rovi e i porcini non ci nascono più, e le cose cambiano in natura. Quando io ero un ragazzo, qui in paese c'erano 2 o 3 cacciatori che andavano a prendere le ghiandaie e gazane, andavano al faudo a sparare alle gazane, alle ghiandaie. Adesso mia suocera sta sul Monte Calvario, nella proprietà di Saglietto sul Monte Calvario, 5 nidi l'anno scorso ce n'erano. Ma tu non ne vedevi uno? Ma qui a Bellissimi non ne vedevi uno. Lo stesso come i cinghiali sono nel torrente Impero, ma no, i cinghiali sono la cosa più evidente, no? Perché distruggono, buttano giù i muretti, fanno un sacco di casini, i lupi anche sono scesi, ma tutto cambia, tutto. Quando io ho fatto il militare nel 74 a Borgo San Dalmazzo, la gazza ladra, che adesso ce n'è impestato qui da noi, qui non ce n'era una, ma manca a pagarla. Io le vedevo nel cortile della caserma, erano lì con sta coda, ma qui non ne vedevi una, adesso ce n'è un mucchio. La tortora dal collare orientale, quella noiosa, che è color caffè latte e ha il collare nero, quella lì non ce n'era una quando io ero un ragazzo qui, adesso ce n'è un mucchio. Le cose evolvono, cambiano, e l'uomo ci mette del suo, perché è sempre così. Vabbè, dai. Grazie. Grazie.